Buongiorno per la 12ª puntata di Sardegna Sacra on the road. Buongiorno da Ilaria e Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Oggi siamo con Dana Ricciu. Ciao. E ci troviamo a Capotesta, comune di Santa Teresa di Gallura, quindi una delle estreme propaggini nord della Sardegna. Oggi faremo un giro proprio qui a Capotesta e dintorni, quindi visitando una delle zone anche forse più conosciute e rinomate dal punto di vista turistico, ma oggi la vedremo sotto un'altra luce nella stagione invernale e visiteremo anche tante cose interessanti come sempre dal punto di vista storico. Giusto Dana, oggi cosa visiteremo? Allora, la prima tappa sarà la spiaggia delle Colonne Romane, che è una bellissima spiaggia ma che conserva anche delle particolarità storiche che vedremo. E poi visiteremo una bellissima grotta a Capotesta, anche questa con una bella particolarità molto scenografica. E poi come ultima tappa il Forte Garassini, la batteria, che è una batteria della Seconda Guerra Mondiale poco visitata, quindi molto interessante per alcune chicche. Benissimo, allora tutto questo come sempre lo vediamo dopo la sigla, ma prima della sigla mi scuso con chi ci ha seguito stamattina, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico e poi il video della diretta su Facebook è andato perso, quindi lo potete vedere su Instagram, ho messo comunque il link nei post della pagina per chi se lo fosse perso, ma ci vediamo per la 12ª puntata dopo la sigla. Questa bellissima passeggiata in spiaggia, una giornata veramente meravigliosa, siamo fortunate anche se c'è ancora un po' di fresco e come vi abbiamo anticipato prima assieme a Dana, che è una blogger che come noi racconta una Sardegna autentica e un po' insolita per chi la conosce solo superficialmente, oggi stiamo facendo questo bellissimo giro a Capotesta. Precisamente qua ci troviamo all'inizio della cosiddetta spiaggia delle Colonne Romane, un'area molto importante appunto in cui troviamo le tracce della lavorazione del granito, che in età romana era molto importante in questa zona chiaramente che è ricca di granito, giusto Dana? Sì, questa è la spiaggia di Zia Colomba, la trovate così su Google ed è una spiaggia molto frequentata dai turisti durante l'estate, ma forse non tutti sanno che è anche una zona dove puoi trovare una parte della nostra storia del periodo dell'impero romano. Infatti qua abbiamo un esempio Sì. di colonna semilavorata. Sì, addirittura pare che l'inizio, diciamo, dello sfruttamento di queste cave in età romana risalga già al I secolo a.C., poi con comunque un proseguo dello sfruttamento di queste cave anche in età imperiale. Ora andremo a cercare proprio i resti anche di questi manufatti semilavorati che da qui venivano imbarcati e poi più tardi andremo a vedere invece proprio le tracce della cava, quindi dove ci sono ancora i segni dell'attività di estrazione del granito.
Ecco, ci stiamo addentrando nella spiaggetta e tutto intorno vediamo blocchi lavorati, semilavorati, frammenti di colonne semilavorate. E si dice che anche le colonne del Pantheon venissero proprio da questa cava. Stiamo continuando a girellare tra questi meravigliosi scogli di granito e capita anche di vedere dei frammenti di colonne così grandi come questo e anche così ben leggibili. Un granito, come abbiamo detto, di ottima qualità e che è stato anche sfruttato ampiamente anche dopo l'età romana nei secoli a venire. Che se in questo momento non ci sono cave di granito attive, perché questa nel frattempo è diventata una zona protetta a livello naturalistico ma anche storico, e questo granito è particolarmente apprezzato proprio per questa colorazione sul rosato molto bella esteticamente. Ecco, ci siamo spostate nell'area di cava e come vedete anche dalla presenza di questi dentelli si iniziano a vedere delle tracce molto chiare dell'estrazione del granito. Ora però ci spostiamo in un'area ancora più leggibile, così ve la spieghiamo meglio. Ecco, qua siamo arrivate a un punto dove si può vedere chiaramente il fronte di cava e proprio i tagli da cui sono stati distaccati i blocchi. Ma spieghiamo anche come facevano, per chi ovviamente non lo sapesse. Sì, la tecnica è anche molto semplice per l'intaglio di questi blocchi. Venivano fatti dei buchi nella roccia, poi veniva infilato dentro questi buchi dei cunei di legno che venivano poi in seguito bagnati e la dilatazione del legno spaccava la roccia in maniera molto precisa. Ecco, infatti, come avete visto anche dalle immagini, un po' ovunque si vedono sia i dentini di roccia nei blocchi distaccati, sia appunto queste cavità regolari e buchini che sono i segni di dove proprio venivano infilati i cunei per il distacco.
siamo spostate nelle vicinanze del faro di Capotesta e Dana ci ha portato in un posto segreto, in un posto che non conosce praticamente nessuno, giusto? Dove siamo? Sì, siamo nella grotta che è catalogata col numero 1578, però in realtà dai teresini è chiamata Tana di Lumaccioni. Non è segnalata neanche su Google Map ed è un anfratto, diciamo, particolare che si estende però per 58 metri e sfocia sul mare con un bel effetto che vedremo dopo. Ok, quindi non sveleremo a nessuno dove si Dove si trova trova. l'ingresso, ve la dovete trovare voi. E adesso facciamo questo emozionante percorso al buio, ma in fondo vediamo già un po' di luce. Wow, ragazzi, avete visto che meraviglia questa grotta che sbuca sul mare con questi colori? Poi oggi siamo state anche fortunate come giornata. E noi, insomma, a malincuore adesso riprendiamo il nostro giro. A malincuore perché lasciamo questo posto bellissimo, ma ne vedremo altri altrettanto belli. Qual è, Dana, la prossima tappa? La batteria Garassini, che si trova sempre qua intorno, è tutto un promontorio militarizzato, e vi faccio vedere qualche piccola particolarità di questo luogo. Siamo in località Punta Contessa e fra poco assieme a Dana visiteremo la batteria Garassini. Dana tra l'altro è un'appassionata di testimonianze storiche della seconda guerra mondiale. Raccontaci un po' anche di questa tua passione, Dana. Sì, diciamo che è iniziata da pochi anni, ho scoperto qualche piccola postazione costiera e da lì ho avuto voglia di vederle tutte, mapparle tutte e collaborare con i ragazzi della Sforza Sardegna che si occupano proprio a livello storico di mappare e cercare in qualche modo di salvaguardare queste testimonianze di una storia più recente. Questo è uno degli ingressi, dei due ingressi alla batteria. Adesso ci avviamo nel sentiero e arriveremo alla prima caserma. E siamo alla prima caserma che mi stavi dicendo, Dana, è quella degli ufficiali. Sì, qua alloggiavano circa, dai posti letto che si vedono, 4 ufficiali. Quindi avevano una stanza personale e anche un bagno dedicato. Stavano un po' più comodamente, diciamo, dei soldati semplici. Ecco, nonostante qua stiamo parlando di una storia veramente recente, perché non sono passati neanche 100 anni,
Però lo trovo molto didattico, educativo anche per spiegare come si formano i depositi archeologici. Spesso la gente, quando facciamo le escursioni archeologiche, mi chiede: ma com'è possibile che si trovino ancora delle ceramiche all'interno dei nuraghi o di qualsiasi altro sito antico o qualsiasi altro oggetto d'uso? Ecco, qua vedete il processo, diciamo, di abbandono dopo meno di un secolo cosa può portare. Quindi qua per esempio abbiamo ancora alcuni mobili che sono rimasti da quando è stata abbandonata la caserma, abbiamo dei mobili che si stanno distruggendo da soli praticamente. Qui abbiamo un accumulo di macerie che si sono staccate dai muri, diciamo spazzature, altre cose accumulate anche da una frequentazione successiva all'abbandono, come per esempio bottiglie, lattine, spazzatura vera e propria. Abbiamo dei rami che probabilmente qualcuno ha accumulato all'interno. E ora chiaramente l'edificio è ancora in piedi. Immaginiamoci se con l'abbandono che si protrae crolla il tetto. Se fossimo archeologi del futuro, fra 3, 4, 500 anni, arrivando qua, troveremo quindi, partendo dall'alto, prima i resti del tetto, quindi di quello che è crollato dall'alto, e rimuovendo questi resti troveremo tutta questa roba che, diciamo, sono le tracce dell'ultima fase di frequentazione e di quelle post abbandono, e sotto ancora troviamo il pavimento originale, cioè il piano d'uso. Qua invece ci troviamo in un'altra caserma che era però dedicata ai soldati semplici. Come potrete notare, questa caserma invece è completamente ricoperta e camuffata da pietra locale estratta qua attorno, perché ci troviamo in un punto un po' più sopraelevato e c'era la necessità di nasconderla all'occhio del possibile nemico. Siamo entrate all'interno, come vedete è pieno di spazzatura, anche recente, anche da riusi successivi all'abbandono, ma quello che mi ha particolarmente incuriosito sono questi ganci che ci sono al muro, che invece sono originali. Cosa sono? Sì, questi fanno parte di tutte le camerate per soldati semplici e servivano per appendere delle amache in cui riposavano i soldati. Infatti potete notare che ce n'è una sopra e una sotto, perciò c'erano due piani di amache per il riposo. Ovviamente non era tanto comodo. Quindi quanti soldati potevano dormire in una stanza del genere? In questa stanza 50 soldati, c'è spazio per 50 soldati. Adesso vi faccio vedere un passaggio segreto. Siamo arrivati nel punto in cui ci sono le cisterne d'acqua che servivano appunto per rifornire la batteria di acqua piovana, quindi veniva raccolta durante i periodi di pioggia. E ora proseguiamo nel passaggio segreto e vedremo dove ci porta. Ecco, siamo salite in cima e ci troviamo in una delle postazioni di tiro.
qua intorno, come avete visto, c'era veramente una vista meravigliosa. Tra l'altro abbiamo anche una delle torrette, anche qua un po' mimetizzata, forse per somigliare a un nuraghe, in modo da mimetizzare la postazione, insomma, bellica. Ma raccontaci qualcosa in più anche proprio su questa. Sì, allora questa batteria è una batteria antinave ed era dotata di 4 cannoni. Serviva per la difesa del tratto di mare che collega con la Corsica, sulle bocche di Bonifacio. Noi ci troviamo in questo momento in una postazione a doppia arma che conteneva però delle mitragliatrici per una difesa più ravvicinata. È molto panoramica, come avete visto, e anche questa è completamente camuffata con la pietra. Quello che vediamo è un telemetro e serviva come postazione di coordinamento per le varie batterie attive. E nel telemetro c'era poi un macchinario che calcolava le distanze delle navi nemiche e poteva poi dare le indicazioni per i soldati che stavano nelle postazioni a sparare. Siamo arrivate alla fine anche di questa 12ª puntata. Ringraziamo Dana, magari, anche se chiaramente troverete i recapiti di Dana nella descrizione a questo post, però se ti volessero contattare, raccontaci un po' anche dei tuoi progetti. Sì, allora io sono una blogger, scrivo su un sito che si chiama www.sardiniasag.it. Questo progetto è nato dalla voglia di abbracciare virtualmente tutta la Sardegna, infatti la traduzione sarebbe Abbracci di Sardegna. Faccio video su YouTube in giro per questa nostra isola e documento tutto quello che succede, quindi anche gli intoppi, anche le gaffe, per far vedere che il turismo in Sardegna è molto semplice. Fondamentalmente devi avere voglia di andare e vedere che cosa c'è di bello. Quindi potrete seguirmi sulla mia pagina Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, un po' ovunque e sul sito chiaramente. Io ringrazio voi di aver passato con me questa giornata, ci tenevo a farvi vedere i miei luoghi del cuore e farvi vedere un pezzettino della Sardegna un po' particolare. Grazie e grazie a voi che avete seguito tutto questo tour fino alla 12ª puntata. Grazie e continuate a seguirci, perché vi ricordo che siamo online ogni giorno dal lunedì al venerdì fino alla fine di febbraio. Quindi noi ci vediamo domani mattina per la diretta delle 8. Come sempre ringrazio tutti i nostri ascoltatori, tutti i nostri sostenitori che stanno contribuendo al progetto sia con l'acquisto dei prodotti sponsorizzati che con le donazioni in denaro. Vi ricordo che donando, oltre a contribuire al progetto, quindi aiutarci a tornare in pari con tutte le spese vive, quindi anche benzina eccetera, allo stesso tempo riceverete anche un voucher valido per tutto il 2021 per partecipare a qualsiasi viaggio o escursione di Sardegna Sacra a vostra scelta. Bene, grazie a tutti, ci vediamo domani e vi salutiamo. Ciao!